abbiate passato delle buone vacanze e mi fa piacere vedervi così numerosi stasera, nonostante siamo ancora nel mese di agosto e sicuramente molte persone preferirebbero fare altre cose, ma per fortuna siamo un bel gruppo questa sera. Come sempre saluto anche il pubblico che ci segue da casa, perché oltre ad essere qui presenti siamo anche in diretta streaming su Facebook grazie alla collaborazione con Andrea Sperandio e Chicco Brunello dell'associazione Mestre Mia, sempre così presente e collaborativa nei miei riguardi. Grazie a tutti, grazie a chi ci segue quindi da casa. E questa sera è appunto il primo di 5 incontri che attraverseranno tutto il mese di settembre e ci porteranno verso la prossima stagione autunnale, invernale, dove il festival avrà una ulteriore edizione, quindi non si fermerà con quest'estate ma proseguirà anche durante l'inverno. Questa sera, ancora se vogliamo un po' in clima di vacanze e di viaggi, abbiamo il piacere di conoscere Andrea Crestale, che vedete qui al tavolo adesso del videoproiettore. Andrea Crestale ci presenterà il suo ultimo libro, Un'onda, edito da Bertoni, è uscito poco più di un mese fa, quindi proprio fresco di stampa, ed è un onore per me presentarlo qui per la prima volta. E assieme ad Andrea è presente la scrittrice Clara Caverzan. Ciao Clara, grazie di essere con noi questa sera, che si occuperà di appunto intervistare Andrea e presentare l'opera. Prima di cominciare effettivamente abbiamo il piacere di guardare un video creato appositamente per questa serata per introdurre il libro. Qui dietro di me, se Giampaolo vuole aiutarci col videoproiettore, se qualcosa lo... Ok, buona visione. Ti lascio questo. Già, sì, ho già tutto. Non ne vado più di qua, così non passo davanti.
Allora, buonasera a tutti e benvenuti in questa bella location, ospiti di Silvia e di Giovanni qui al Grand Central. Queste manifestazioni direi che sono manifestazioni ed eventi anche in base al fatto che qui siamo in via Piave e quindi siamo qui anche per la riqualificazione di questa via che purtroppo tutti i giorni è nei giornali, e quindi ci vede qui riuniti questa sera anche per dare un piccolo buon esempio. Ecco. Anche perché queste cose succedono perché in linea di massima, quando uno finisce gli studi, se gli studi ci arriva, l'ultima cosa che pensa di fare è proprio quella di andare in libreria. E purtroppo questo è un fenomeno molto diffuso, e in generale c'è da dire anche che non c'è più nessuna curiosità nei confronti della letteratura e della parola scritta, a meno che non siano prodotti di influencer, di calciatori, di soubrette, di fenomeni nati e cresciuti sui social, in generale, di generali, di pseudo generali, e questo sta diventando proprio un dato di fatto. Quindi trovo che sarebbe molto giusto cominciare a riflettere su questa situazione e proprio invocare l'amore per la letteratura. Un libro è un'ancora di salvezza perché permette di distrarsi, di tuffarsi fuori dalla quotidianità, di sfuggire anche e oltretutto all'omologazione dei media. Ma tutti noi che amiamo leggere sappiamo molto bene che la letteratura non si può imporre come un dovere, ma si può solo suggerire come scoperta e come piacere. Leggere i libri di Andrea Crestale è proprio una scoperta profonda, è una scoperta in senso lato. Con questo libro stiamo partendo per un viaggio insolito, in un libro altrettanto insolito. Un'onda è veramente un libro insolito, e forse è per questo che sta avendo molto successo. Vi troverete delle frasi agili, brevi come frecce, come passi di polka. Vi troverete delle frasi che sembrano ritornelli di saggezze inaspettate, e vi troverete anche inaspettatamente di fronte a delle poesie, delle parole che sono poesia. Questo libro ha il sapore di un diario redatto con carattere maschile. Questo è un libro, voi sapete che quando scrive una donna dicono è declinato al femminile, questo invece è un libro declinato al maschile, in prima persona e al tempo presente. Andrea ama molto scrivere in prima persona e al tempo presente. Lo stile, come al solito, non ci tradisce. Questo è già il suo terzo libro, e anche in questo terzo libro non ci tradisce. Il suo stile è deciso, come sempre, conciso, eppure ricco di descrizioni, di metafore, proprio metafore a pioggia, come anche nel penultimo suo libro. E qui scopriamo un Andrea, come anche nel secondo libro, rivelatore di proprio raffinate tecniche di scrittura creativa. Personalmente, rifacendomi al suo penultimo libro, Il viaggio, gli stivali e lo zaino, che vedete lì, penso che questo libro sia, come anche il secondo, un po' come una grotta inesplorata. Una riga, una frase, a volte anche una sola parola, spesso anche la descrizione di un paesaggio, fa entrare i lettori come attraverso un pertugio. E lì è la bravura di Andrea, che in quel pertugio lui ti ferma. Mentre leggi, improvvisamente ti devi fermare, ti sembra di trovarti in un antro oscuro,
Non è come succede in altri libri che ti devi fermare perché non capisci, devi tornare indietro, rileggere per capire che cosa vuol dirti l'autore. No, questa è una suggestione, per usare un termine che il nostro autore ama molto, una suggestione che viene trasmessa al lettore. E mentre tu sei proprio dentro a questo antro oscuro, automaticamente quella frase, quella parola generano una suggestione, un'emozione. Il simbolismo delle immagini non dipinte su di una tela, ma scritte sulla pagina di un libro. Poi ti senti prendere per mano e portare via e scopri che quell'attimo di oscurità nasconde un tesoro, delle pietre preziose che ti illuminano e fanno parte della tua vita. Cioè senti che quello che è scritto fa parte di te, ti sembra come di averlo già vissuto. Un'onda, questo libro di Andrea Crestale, è un libro diverso dai libri precedenti. Mentre nel secondo libro trovavamo il simbolismo delle immagini che creava emozioni e suggestioni, Andrea ci conduce con questo romanzo nell'arte metafisica. Ogni pagina è come ti conducesse dentro un quadro di De Chirico. Non so se definire questo libro di Andrea un capolavoro, un piccolo capolavoro di Andrea Crestale, per la bravura che dimostra nel rappresentarci i soggetti in prospettiva. Lui riesce a mettere il lettore di qua e guardare quello che succede dentro al libro in prospettiva, e troverete spesso nel libro la parola prospettiva. Per esempio una frase è: cammino con vigore e intanto cerco la prospettiva. Hai bisogno di salire, cercare un punto di vista nuovo, più alto, avere così una prospettiva più ampia. Solo qualche lontano paese inerpicato sulle alture circostanti pretende con finta indifferenza di travestirsi da presepio, distogliendomi di tanto in tanto dal fascio di luce del fanale della moto che scava il nero della prospettiva. La solitudine viene da lontano, mi insegue, è diventata estenuante, non è come la stanchezza alla quale ogni tanto si può rimediare. Ed è proprio questa prospettiva che ci fa seguire Francesco, il protagonista, negli incontri con gli altri personaggi, tanti personaggi, in questo viaggio che è difficile e surreale. È un viaggio fuori e dentro se stesso, nel presente e anche nel passato. Nello stesso tempo l'autore ci conduce nel presente e nel passato, e non è difficile seguirlo tutto il più. E anche questa è la bravura dell'autore. Scrivere un romanzo che è di qua e di là, e tu riesci a seguirlo sempre in una retta strada. Ci sono come due piani dello stesso racconto. È un libro furbo, intelligente, che ti accompagna proprio in questo dualismo, e poi alla fine ti fa arrivare in un punto straordinario. È stata una genialità, e ne prendiamo atto, vedrete quando lo leggerete. L'autore ci fa vedere tutto e tutti di questa storia in modo dettagliato e nitido e statico. Sembra di osservare da lontano un altro contesto, e alla fine capiremo perché è stato scritto in questa maniera. Perché ci costringe l'autore a guardare da lontano, mentre in maniera statica, mentre tutto si evolve, si anima, succedono le cose. C'è questa descrizione e raffigurazione realistica, e Andrea Crestale spinge il lettore in prospettiva fino alla fine. Nel finale il lettore capirà dove si trovava. Io vorrei leggervi
un pezzo del silenzio. Il silenzio si lascia riempire, è un contenitore, viene usato per quello che serve. Al contrario, le parole esprimono un solo significato, diventano strette. Un non silenzio è circoscritto, è chiuso nel contenuto delle parole che vengono dette, che lo cancellano, che lo interrompono. Il silenzio ha molti significati. È libero, aperto, è come la notte, lascia entrare, è spazioso. Si può errare lungo il filo dei pensieri senza regole. Se il filo si ingarbuglia non crea problemi. Le parole invece non possono perdere il filo, non possono ingarbugliarsi, altrimenti si fermano, rimangono prive di significato, diventano vuote, inutili. Vorrei fare una domanda ad Andrea, se permettete. Allora Andrea, se nel viaggio gli stivali e lo zaino c'erano 3 livelli di lettura, 3 profili di analisi del romanzo: quello in superficie della trama, il secondo quello emotivo delle suggestioni e il più profondo quello introspettivo e psicologico. Era un aspetto inerente agli incontri che tu dicevi erano come specchi, come ci spiegasti l'ultima volta proprio qui al Sentra, al Gran Sentra, come specchi per vedere se stessi. In questo romanzo quali sono le caratteristiche da cogliere? Hai fatto una presentazione che mi ha un po' intimorito, devo dire, molto carica, no? Allora, questo romanzo, dal punto di vista della sua struttura, che ho scoperto alla fine, perché in genere quando si scrive si segue un percorso, ma la storia secondo me la si scopre alla fine. Anche questo ha più temi e sono, anziché essere sovrapposti, astratti come l'altro, sono consecutivi. La storia ci conduce, attraverso la vicenda di Francesco, su alcuni temi. Il primo che incontriamo è la routine, quella routine che normalmente viviamo tutti e che qui in modo romanzato viene estremizzata, è quella routine che ci annichilisce anche, e tutti noi abbiamo avuto occasione di scoprire quanto la routine della vita, del lavoro, della famiglia eccetera possa essere a volte micidiale, possa essere una cosa che ci annichilisce, ci impedisce di agire, perché quotidianamente facciamo sempre le stesse cose, che sono quelle che ci fanno andare avanti e ci proteggono, perché sono delle zone di comfort all'interno delle quali noi stiamo. Quindi la routine è un primo tema, è quello con cui Francesco si confronta quando si accorge che non riesce a uscire da quello stato. Il secondo è la consapevolezza che dalla routine, non uscendo da questa situazione, sogni, desideri, aspettative o illusioni sono quei motori che ci dovrebbero far agire e che cerchiamo di inseguire, ma che a volte non riusciamo a fare, che non riusciamo ad agire. E anche questa è una cosa normale, secondo me, che viviamo tutti. Cioè, questo è un libro che ci porta abbastanza nella realtà. E un altro livello è quello del confronto con gli amici, quelli che possono darci una lettura della nostra situazione, darci il là per capire cosa sta succedendo. A volte noi ci possiamo anche confrontare con le persone, ma ci ritornano l'immagine di noi stessi nello stesso modo con il quale la vediamo noi, mentre qualche volta qualche cosa può
agire in modo diverso, e sono quelle specie di premonizioni o quelle cose che ci vengono dette e che ci fanno capire che c'è qualcos'altro. Altra cosa che viviamo tutti i giorni sono gli imprevisti, no? Noi viviamo nella routine, dicevo prima, e poi l'imprevisto ci fa scartare di lato, cioè dobbiamo prendere un'altra iniziativa, trovare qualcosa. John Lennon diceva che la vita sono le cose che accadono finché noi stiamo progettando tutto il resto, cioè, gli imprevisti sono quelli che effettivamente rappresentano la vita, al di là della routine. E di fronte agli imprevisti dobbiamo anche prendere decisioni, dobbiamo cominciare ad agire, quindi sono anche quelle cose che poi ci fanno superare delle situazioni statiche, all'interno delle quali, ripeto, io penso che tutti noi le abbiamo vissute. È come stare, nel libro Francesco dirà, mi sento come dentro una bolla, che è questa situazione da cui non riesce a muoversi. Diciamo che un eccesso di questa situazione in cui uno è annichilito può portarlo anche alla depressione, a situazioni così. Mi sento dentro una bolla che mi impedisce di muovermi e che però sulla parete della quale vedo rappresentate le cose che vorrei fare, quindi desideri, sogni oppure aspettative che ho e che però non riesco a raggiungere. L'imprevisto, abbiamo detto, quindi l'iniziativa che possiamo prendere è quella che ci serve per agire. Quando ci troviamo di fronte a un bivio, no? Un bivio è una decisione. Ogni bivio rappresenta una perdita e rappresenta anche una scoperta. Hemingway diceva che nei bivi più importanti della vita non c'è segnaletica, quindi dobbiamo prenderci dei rischi. Infine, l'ultimo aspetto che c'è nel libro è, anche questa è una cosa che viviamo, il trauma, lo shock. Un trauma ci può creare una situazione di distacco dalla realtà, perché un trauma ci può creare uno shock tale per cui ci distacchiamo dalla realtà, e l'anestesia che cerchiamo è quella che ci fa oscurare la realtà. A quel punto Francesco riuscirà a partire finalmente per quel viaggio che non riusciva a fare, perché sarà il viaggio che gli farà piano piano risalire l'oscurità e riprendere contatto con la realtà e scoprire finalmente cosa è accaduto e che cosa lo aveva bloccato. Vuoi tenere la parola? Sì. Diventa quella del cammino? Sì. Cammino con vigore e intanto cerco la prospettiva. Gli alberi più alti attirano il mio sguardo perché uccelli scuri vi si posano. Le garzette bianche invece, fate o fantasmi, ogni tanto si librano da terra senza peso, per riprendersi la necessaria sicurezza allontanandosi da me. Sono fate che non svelano la loro natura, sono anche fantasmi che non si nascondono, portano lontano l'immaginazione, la liberano dalla gravità alla quale è costantemente ancorata, quando la costruisco poggiandola sulla quotidianità. Hai bisogno di salire, cercare un punto di vista nuovo, più alto, avere così una prospettiva più ampia, spaziare con lo sguardo, cogliere le sfumature dell'orizzonte. Le cose che non riesci a vedere sono quelle che hai dentro di te o addosso a te. Guardare lontano per vedere di più i particolari che ti sfuggono quando sono troppo vicini, quelli che nel quotidiano sono nascosti dalla polvere della routine. Affido le percezioni al corpo e non più ai sensi. Quando si viaggia, il movimento viene tradotto dagli occhi, il rumore giunge alle orecchie. I luoghi suggeriscono odori nuovi, ma è il corpo che sente l'insieme. I sensi quasi ingannano, fornendo solo dettagli.
La dimensione del viaggio deve essere una percezione fisica nel suo insieme. Essere ricettivi, al di là dei sensi, trasferisce il viaggio dentro di sé. Il traffico diminuisce fino a diventare solitudine. Il motore fa le fusa sotto di me. Le ruote corrono con pazienza lungo l'asfalto e non sono interessate a un imbrunire che oggi, anche se mi pare troppo lungo ormai, si è trasformato in notte. Il paesaggio scompare nel buio e non aggiunge più nulla alle suggestioni che partono da dentro. Solo qualche lontano paese, inerpicato sulle alture circostanti, pretende con finta indifferenza di travestirsi da presepio, distogliendomi di tanto in tanto dal fascio di luce del fanale della moto che scava il nero della prospettiva. La solitudine viene da lontano, mi insegue, è diventata estenuante. Non è come la stanchezza, alla quale ogni tanto si può rimediare, è solo assenza di parole, di sguardi, di contatto, di Laura. Il faro abbagliante insegue i pensieri sulla strada, li intravede, ma non li raggiunge. La voglia di arrivare in questo momento è esaurita. Quando ho telefonato, Laura non ha risposto. Il cellulare potrebbe essere spento o non raggiungibile. La voce estranea induce amarezza, ma anche irritazione e, perché no, timore. Non è di cortesia come viene chiamata. Le risposte inutili del progresso lasciano soli, interrompono i progetti o li deludono. Mi guarda con un'aria seria. Ho visto 2 caschi legati alla tua moto. Ti sei perso tu o si è persa lei? Non lo so più. L'una è l'altra cosa e non so più quale delle due sia avvenuta realmente e neanche quando. Il sole continua a rovesciarle addosso una cascata di luce che le foglie e i rami rendono irregolare. Colore infinito. Hai gli occhi color dell'infinito. Con una mano le accarezzo il volto indugiando sulle labbra per impedirle di continuare. Non fraintendermi, mi sta dicendo mentre le tengo l'indice sulle labbra. Perché? Dovresti dire intendimi, sussurro sottovoce e aggiungo, forse ci ritroveremo dopo, quando l'avrò terminato e magari ne comincerò un altro, un nuovo vero viaggio. Fraintendimi pure, oppure intendimi, va bene lo stesso. Solo per queste frasi dette e cadute per terra con disattenzione sbuca dal nulla improvvisa la genesi di quel buio che mi insegue e mi ricopre da un sacco di tempo. Ci vuoi svelare qualcosa o dobbiamo continuare? Allora, questi brani sono presi in vari punti del libro e ci sono degli spunti che potrebbero essere interessanti. Innanzitutto parliamo del titolo, Un'onda. Un'onda è un pensiero, una premonizione se vogliamo. Il protagonista vive delle esperienze con la sua compagna, e tra le quali appunto questa spiaggia con l'onda eccetera, e questo diventa un sogno ricorrente. Da sogno ricorrente si trasforma in un incubo, quindi l'incubo fa parte, come accade, delle nostre esperienze, anche se quando si presenta si nasconde, cioè non è una cosa palese, fa parte delle nostre esperienze ma non lo riconosciamo più. E lui, in una continua sequenza di flashback, quindi come diceva prima Clara, il libro ha 2 piani storici, e spesso appunto il protagonista Francesco vive dei flashback che lo riportano in situazioni diverse, e all'interno di queste situazioni ci sono queste esperienze che poi si ripresentano in diretta, cioè nel presente,
e gli fanno intuire qualche volta la situazione, cioè quello che è accaduto, ma lui, anestetizzato dallo shock, non riesce a interpretare la cosa, e questo fino alla fine. Poi abbiamo sentito parlare del viaggio con la moto. La moto è, anche questa è una prosopopea, cioè è un personaggio che lo accompagna, col quale vive esperienze reali e che in certi momenti gli serve come compagno di viaggio. Quindi il motore diventa il protagonista di determinati momenti, il faro che illumina la strada, poi vivrà degli incontri durante il viaggio con la moto e questo sarà tutto il processo che gli farà recuperare piano piano la realtà. Ovviamente lungo il viaggio troverete raccontati dei paesaggi, delle situazioni così suggestive. Io uso la parola suggestioni perché cerco di evitare di raccontare un'emozione, ma di costruire delle frasi che realizzino quella suggestione che poi l'emozione te la fa scaturire o insorgere, come ho pensato una volta fosse il termine più adatto. Fa venire fuori qualcosa che abbiamo già sperimentato in altre occasioni e che si costruisce in quel momento. Ecco, questi sono un po' i trucchi della lettura utili a leggere il libro. E, come ho detto prima, sono descritte situazioni abbastanza usuali per tutti, che però assumono ovviamente per il protagonista una valenza abbastanza importante, quindi in qualche modo deve costruire una storia da romanzo. È un percorso che si fa per arrivare a ritrovare le esperienze vissute anche quando queste rappresentano un trauma, un'esperienza negativa. Di più non potrei dire perché sennò perdiamo un po' la sorpresa. Il libro alla fine vedrete che farete anche voi parte del libro che avete letto. Questo è un po' uno scoop, no? Allora, ascolta Andrea, rimanendo nel vago, che cosa dobbiamo portare con noi? Andiamo un po' fuori dal libro, vediamo che messaggio potremmo lanciare con questo tuo libro. Che cosa portare con noi e che cosa gettare a mare in questo nostro viaggio che, volenti o nolenti, ci proietta verso il futuro. Allora, la prima cosa da buttare via è la routine, quella che anche a nostra insaputa a volte rappresenta la sicurezza, è quella che ci impedisce di affrontare la capacità di rincorrere i desideri, di soddisfare o di realizzare dei desideri. I filosofi dicono che i desideri sono mancanze, quindi diventa in qualche modo indispensabile perseguire un desiderio. Il desiderio, cioè l'agire, progettare la realizzazione di una cosa desiderata, poi ci crea le aspettative e avere delle aspettative è importante. La routine ci impedisce di appoggiarsi a questa cosa perché ovviamente ti propone una
sequenza di azioni che sono sempre le stesse, che non escono dalla quotidianità. Quindi cosa buttare via? Prima di tutto la routine. Nel libro c'è un protagonista, un personaggio molto simpatico, che è il meccanico del nostro amico, di Francesco, meccanico della moto, che è un filosofo a modo suo. E cos'è che ci insegna, per esempio? Il fatto di approfondire ogni tema. Cioè, se Platone è giusto o sbagliato, Aristotele invece è più incline a cercare con la logica di rispondere ai problemi, e quindi lui, nell'aggiustare i motori delle moto, dice che questa moto è platonica e questa è aristotelica, a seconda di come funziona. Adesso onestamente io non sono un meccanico, quindi non lo so cosa intendesse quel meccanico lì, però nei suoi discorsi presenta a Francesco sempre la soluzione della situazione, facendo affidamento sui suoi ragionamenti e quindi non fermandosi di fronte agli ostacoli o ai problemi. E infatti un bravo meccanico risolve i problemi, non è che descrive gli ostacoli o descrive gli impedimenti. Il bravo meccanico gli restituisce la moto rimessa a punto, vecchissima ma efficiente, e finalmente poi Francesco riuscirà a salire sulla moto e a partire. E quindi buttare via, come abbiamo detto, la routine, la paura degli ostacoli, le sue altre amicizie che sono le premonizioni eccetera, gli dicono non aver paura, la paura è quella, devi toglierti la paura di non trovare, perché la vera paura è quella di cercare, quindi devi agire, devi metterti in moto per poter scoprire cosa sia accaduto, e non ci sarà una ricetta che te lo fa trovare. Un'altra cosa che dobbiamo portarci a casa è che qualsiasi viaggio può partire anche dalla peggior situazione e può essere un buon viaggio, qualsiasi sosta è un buon punto di arrivo. Quindi toglierci l'ansia di arrivare chissà dove, cioè dove sono arrivato è già un buon punto di arrivo e si trasformerà in un buon punto di partenza a prescindere da quella che è quella situazione in quel momento. Vogliamo lasciare agli ospiti qualche domanda? Qualcuno che forse ha già letto il libro. Qualcuno che magari ha già letto il libro senza svelare il finale? Nessuna domanda? Ho letto il precedente, come avevo già detto, mi dava l'impressione che il protagonista fosse guidato da quello che manca a quanto pare a questo, cioè aveva uno scopo, aveva una finalità, cercare quella persona, il proporsi nel suo viaggio alla ricerca di questa persona, di quello che voleva significare per lui. Mentre da come me lo descrivete sembra che questo Francesco sia invece sballottato dagli eventi della vita, cioè venga indotto a muoversi solo quando gli accadono certe cose, cioè che manchi la volontà, la decisione, la capacità, cioè un anti-personaggio rispetto a quello precedente. Sbaglio o è una fantasia? Grazie. Sì, è vera questa osservazione, perché nel precedente Francesco prende una decisione, no? Per andare a cercare una persona, quindi salta sul caso e si mette in moto. Qui invece il libro comincia con la percezione del Francesco ha la consapevolezza, anzi, che non riesce a muoversi, da cui ho capito che stavo descrivendo quella situazione dove noi viviamo dentro una routine che ci annichilisce.
Questo è il fatto, no? E siccome la sua compagna, che invece è una persona molto più sgaggia, no? Cioè, io penso che su tutti e tre i libri ci sia la figura femminile un po' in secondo piano, ma più forte della figura maschile, e sono contento di questo perché in questi tempi non sto. Laura è partita, è andata a lavorare su un sito archeologico. Laura è archeologa, è andata in Calabria a lavorare sul sito di Laos, che ho scoperto così facendo una ricerca. Mi piaceva il nome, un po' esotico. Laos invece è un fiume, un torrente che sfocia nel Tirreno, vicino a Santa Maria del Cedro. E lei è una che di fronte a una proposta, una situazione, decide, non si crea problemi. Quindi lei ha colto al volo questa opportunità, è partita e gli ha detto: tu quando hai voglia vieni a trovarmi, così viviamo in un posto molto bello, l'estate vieni giù, eccetera eccetera. E lui, che sta scrivendo un libro che è un po' fermo, che forse ha qualche problema di ispirazione o non so, si trova in questa situazione che, devo dire francamente, l'editore mi ha detto: ma questo è un depresso, punto e basta, no? Vabbè, ci può anche stare, diamogli la diagnosi. A me interessava perché era depresso, e poi io penso che appunto la routine, quella che appunto viviamo sempre, è una delle prime cause che ci può bloccare. E quindi hai ragione, cioè nell'altro libro lui era bello, brillante, voglioso di muoversi. Siccome sono tutti libri di viaggi, tutti e tre, e nell'altro libro era partito, cioè come faceva di solito. Qui devo dire che un po' di autobiografia la possiamo anche tirar fuori, anche se non mi piace mai definire un libro autobiografico, perché non è così. Però sì, monti in macchina, parti, cioè questa cosa del viaggiare quando senti che devi partire è reale. Invece in questo caso non riesce a farlo, all'inizio per i motivi che abbiamo detto, poi, e qui c'è un po' una cosa che non voglio rivelare ma che si capirà leggendo, succedono delle cose che trasformano quella routine in anestesia, e quindi lui lì è proprio sotto una cappa molto più grave, molto più difficile da superare, anche perché nel primo caso, secondo me, uno che soffre di impossibilità di vedere realizzare i suoi desideri, magari così vive questa consapevolezza, è frustrante o è addirittura deprimente. Quando però qualcosa di più grave accade, diventa anche una cappa abbastanza insuperabile. E a quel punto però avrà la fortuna che delle sue amiche riescono un po' a fargli capire, dargli a farlo muovere, e questo sì l'ho rubato da me, cioè, e lo descrivo così: guardo la moto, vedo già come sistemerei i bagagli, cosa farei, e intanto che faccio questo processo mentale li sto già tirando fuori, li sistemo, eccetera, quasi fosse un'altra persona che fa le cose. A quel punto ho realizzato la preparazione, il giorno dopo parto. A quel punto lui partirà e diventerà lo strumento di se stesso per piano piano ricostruire la sua realtà. Altre domande? Curiosità? Può essere un nesso tra il famoso libro di 50 anni fa, Lo Zen e l'arte di riparare la moto, e questo filosofo? L'arte della manutenzione della motocicletta. Un nesso tra questo filosofo riparatore di moto e il famoso libro Lo Zen e l'arte di riparare la moto, famoso.
di Pirsig, se non mi sbaglio. Non è di viva adesso. Volevo chiedertelo anch'io perché quando hai parlato di Francesco il collegamento è stato immediato. Allora, lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, beh, anche lì c'è una storia un po' di problemi psicologici dietro a tutta quella storia lì. No, però il mio meccanico filosofo è una persona simpatica, divertente, sempre allegro, che affronta le situazioni con sempre un pensiero filosofico che la risolve, insomma. E quindi è estremamente pragmatico e anche, insomma, piuttosto divertente come persona. Parallelo. Sì, no, ma è venuto anche a me qualche volta questa idea, però l'arte della manutenzione della motocicletta è una cosa che avviene durante il viaggio, no? E che serve a scandire le pause del viaggio che fa il protagonista in quel libro. Qua no. Il meccanico, a me piace i personaggi metterli in certi momenti dove servono e non trascinarmeli dietro, quindi il meccanico compare e poi sparisce, insomma, quindi è così. Una bella trasgressione letteraria, perché una regola principale sia nei film è quella che non abbandonare mai, invece lui proprio i personaggi li mette là e dopo alla fine sgorga la sorgente per cui uno capisce, ecco perché. Sì. Per cui lui si serve proprio di questi personaggi, non è che il personaggio serve al libro, alla trama, è proprio l'autore che si serve dei personaggi e alla fine si capisce il perché. Sostanzialmente servono a veicolare dei pensieri, e quindi allora, il problema è questo: nel primo libro, La risacca, io ero assolutamente inesperto e quando abbiamo fatto l'editing, l'editor mi ha detto: guarda che qui sono interessanti ste robe, ma sembrano delle teste che parlano, manca il contesto, manca lo scenario, la persona non si capisce neanche chi sia, e quindi ho costruito dei personaggi in base a quello che dovevo dire. E nel timore di essere troppo descrittivo, a me piace molto Harry De Luca, che è uno scrittore che ha una capacità di sintesi potentissima. Il suo mantra è: la frase deve essere potente e definitiva. Quindi io, quando scrivo una frase, a volte la cerco per giorni interi, perché deve essere esattamente quella lì, e in quel momento, in quel contesto, quella frase ti fa essere esattamente dentro al libro assieme al protagonista, o addirittura al posto suo, almeno così i lettori mi dicono. Questo è lo sforzo, quindi nel descrivere delle situazioni o nel passare, veicolare dei concetti o delle idee, io ho bisogno di un personaggio che mi fa da strumento, da veicolo, oppure della frase giusta. Per esempio c'è un passaggio dove il protagonista cammina, prima ha letto un pezzo di quel coso lì, dove c'erano le fate, le gazzette che sembrano fate, eccetera. Alla fine lui arriva vicino a un maneggio dove ci sono dei cavalli. Tutta la passeggiata che lui fa è descritta abbastanza minuziosamente con frasi molto brevi, in modo molto succinto, e alla fine un mio amico che ha letto il libro, è uno scrittore, mi ha detto: io ero lì perché alla fine di questo paragrafo c'era scritto "un cane abbaia". Ecco, quella frase in quel posto ti fa esattamente stare lì in quel momento. Io non lo so perché, cioè non è che l'ho scritto con questa consapevolezza, però alla fine il risultato è stato quello.
E quindi i protagonisti, quindi i personaggi che scompaiono senza traumi per nessuno, anche se non è una regola, non si fa male a nessuno, però nel racconto sono utili esattamente per quella cosa e basta. Va bene. Concludiamo. Mi sembra di capire quindi che lo stile che io ho trovato sul viaggio gli stivali, lo zaino tuo di scrittura si ritrova anche Spero in di sì. un'onda. Queste frasi brevi di cui ci parlava anche prima Clara, ci sono, è il tuo stile, la tua sintesi, la tua essenzialità. Prima di concludere volevo farti anch'io una domanda, perché gli autori spesso parlano del loro libro, delle loro opere, parlano poco di se stessi, ma io vado a rompere un po' le scatole. E siccome poi tra l'altro per un mio collegamento mentale un'onda a me ricorda l'onda di Hokusai, so che tu sei appassionato di arti marziali, tornando al discorso zen, di tiro con l'arco, cioè, queste discipline qua che ti appassionano in qualche modo ti danno anche una disciplina per scrivere, ti aiutano nel tuo lavoro di scrittore, non c'entrano niente, se ci vuoi un po' raccontare così. Adesso potrei mentire e fare un figurone, invece devo dire che sono abbastanza discontinuo, però quando scrivo veramente devo stare disciplinato sul pezzo in modo come quelli veri, i bravi scrittori veri. Tutti dicono che bisogna tutti i giorni andare lì come se fosse un ufficio e fare le 2-3 ore, le ore di lavoro, anche se non hai niente in testa da scrivere, perché poi leggendo o pensando ti viene fuori. L'arte marziale è la stessa cosa, tu in realtà uno bravissimo non è bravissimo perché è un dio, ma perché la ripetizione dei gesti e quindi la perfezione che si raggiunge nel gesto è essa stessa l'azione da compiere, no? Io lo so. E quindi l'allenamento consiste nel rendere un gesto perfetto e automatico, è un po' come quando noi che siamo degli occidentali non capiamo molto di arti marziali, ma in realtà le pratichiamo in un altro modo. Guidiamo, quando guidi, scali la marcia, metti la freccia a sinistra, giri il volante, sono 3 azioni automatiche perché sono diventate un allenamento costante, continuo, perfetto di quell'azione. La stessa cosa è l'arte marziale. Il tiro con l'arco che mi ha appassionato, c'è un bellissimo libro, cos'è, lo Zen, il tiro con l'arco, ti insegna che il maestro, la perfezione si raggiunge nello scoccare la freccia. Infatti nel viaggio, dove il protagonista è un appassionato di tiro con l'arco, fatalità, racconterà che il bersaglio non è, l'obiettivo non è il bersaglio, ma è il tiro. Scoccare perfettamente è quella il vero bersaglio. Un tiro con l'arco, cioè quando uno scocca la freccia, arriva al punto in cui questa azione si svolge da sola, indipendente dalla sua volontà. È questo che l'arte marziale è riuscita a raggiungere. Quindi di questo io sono affascinato e appassionato. Poi sono un po' pigro e poco costante nelle cose, questo sì. Bene, grazie per averci dato questo piccolo angolo tuo di confidenza. C'era ancora qualche domanda? Ha rinunciato? Chiudo. Volevi dire qualcosa? Chiudo l'arte di... Chiudo. L'arte di tiro con l'arco. Ha il nome forse giapponese, sono ignorante in materia, non lo so, sinceramente non lo so. Comunque... Sì? Siamo qui apposta. Una freccia. No, allora, siccome stiamo chiudendo, in base a quello che hai detto, mi permetto, data
cinquantennale conoscenza, di svelare ai presenti una tua frase di più di 50 anni fa, che fa il paio con quanto tu hai detto delle frasi concise che devono significare qualcosa ed essere immediate. Questa te la ruberebbe anche De Luca. In perfetto dialetto veneziano, il nostro Andrea in maglietta, perdonatemi ma sembrava Zelensky, diceva sempre Deme è il più grosso. Parlavano, lui e un suo amico parlavano di colpire, fare risse, e a lui voleva il più grosso. Deme è il più grosso. Ora, se io me la ricordo dopo 50 anni, vuol dire che quella frase mi ha colpito. Bravo Andrea. E lo scopriamo, guerrafondaio. No, scherzo ovviamente. Eravamo solo, come si dice, travolti da una lunga fila di birre, quindi... però sì, le ricordavo bene. Vedi che alla fine ci si scioglie un po', vengono fuori gli altarini, l'autore acquista questa dimensione umana, non è più lo scrittore, quello rintanato nella sua stanzina, ma diventa una persona comune come tutti noi. Se non saltano fuori altri aneddoti a svelare qualche retroscena, io ti ringrazio di essere stato qui questa sera, di averci portato un'onda a conoscere. Dicevi che non sei molto continuo nello scrivere, ma 3 romanzi in 5 anni mi sembrano una buona cosa, insomma. Quarto comunque. Ma sono sicura che inizierà una nuova trilogia. Il quarto è già Siamo quindi, insomma, è discontinuo, però continua, e quindi saremo curiosi di conoscere anche la prossima opera. Grazie veramente di cuore, anche della tua volontà. Andrea era già stato qui l'anno scorso, ha espresso la volontà di ritornare col nuovo libro, quindi per me è anche una soddisfazione vedere che gli autori hanno voglia di tornare a questo festival per presentare. Clara, ti ringrazio di essere stata nuovamente compagna di avventure con Andrea. Attenzione però, perché tra 2 settimane ci sarà l'inversione dei ruoli e sarà Clara a presentarci il suo libro ed Andrea ad intervistarla. Quindi appuntamento imperdibile il 13 settembre con la strana coppia, vi ho definiti oggi perché ormai siete anche ben rodati insieme, quindi le vostre presentazioni sono molto belle. Però prima del 13 vi ricordo che c'è l'appuntamento di mercoledì 6, avremo Nicola Gallo della casa editrice Mazzanti che ci presenterà il suo libro Clodia. Clodia è una città immaginaria in provincia di Venezia, dove un investigatore indaga su un caso non dico niente, un giallo ambientato in una città immaginaria che potrebbe essere da queste parti, ed è molto interessante per le tecniche investigative che questo ispettore si inventa in qualche modo per risolvere il giallo, appunto il caso, il mistero. Quindi vi aspetto sicuramente mercoledì 6, mercoledì 13, ma come vi dicevo prima fino al 27 andiamo avanti con l'edizione estiva del festival. Quindi grazie di nuovo a tutti e buona serata. Ovviamente le copie del libro sono disponibili qui direttamente da Andrea per chi le volesse acquistare. Un saluto anche al pubblico da casa. Grazie.